passaggio sulla terra, vegliando per la pace del suo mondo, gettò un'occhiata in casa della gente, ma da rifare non vi trovo niente, ma da rifare non vi trovo niente. La fabbrica scoppiava di lavoro e l'uomo chino quasi inginocchiato tranciava, ritagliava e ricuciva. Buon Dio ne fu bene impressionato, buon Dio ne fu bene impressionato. Il babbo ritornando a casa stanco prendeva fra le braccia il suo bambino, un bacio in fronte per il riposino. Buon Dio ne rimase entusiasmato, buon Dio ne rimase entusiasmato. Ispezionò di qua e di là buon Dio e ovunque vi trovò la stessa cosa. La casa, il lavoro, una sposa, la festa col fedele chino in chiesa, la festa col fedele chino in chiesa. Soltanto che buon Dio frettoloso si accontentò di quella prima vista e non capì che era tutto un gioco, soltanto un teatrino in cartapesta, soltanto un teatrino in cartapesta. Non vide sotto gli abiti dell'uomo i gas, i parassiti della terra, le fabbriche di palle da cannone, i ras, i mecenati della guerra, i ras, i mecenati della guerra. Così se ne partì senza voltarsi, col cuore pieno di soddisfazione per quella sua stupenda creazione, e non poté udire l'esplosione, e non poté udire